Le notizie da Piazza Affari: il calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti ha pesato sulle borse europee con perdite in accelerazione nella seconda metà della seduta. Maglia nera per il FTSE MIB a meno 0,78%, frenato da Ferragamo a meno 3,31% dopo il balzo della vigilia dal comparto del credito, guidato da Banco BPM attestatosi a meno 2,82% e Unicredit al meno 2,20%, anche a causa della risalita dello spread a 270 punti base. In calo anche Unipol al meno 2,66%, Azimut meno 2,35%. Bene Juventus a più 2,75% e Saipem a più 1,39%, promossa da Mediobanca che ha alzato il target price a 4,3 euro, oltre a Campari che si è attestata al più 1,18%. Nel segmento Star, balzo di Interpump a 5,93 dopo i conti e la conferma del buy da parte di Kepler Chevreux. Queste sono le ultime notizie giunte qui in redazione da Borsa Milano.